Stop al numero chiuso per la facoltà di medicina. Arriva dal Senato il primo via libera. Il comitato ristretto della Commissione Istruzione di Palazzo Madama, quasi all'unanimità, ha votato a favore per adottare il testo base che cancella il numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina. Tra i primi a manifestare soddisfazione per questa notizia è stato il governatore del Veneto Luca Zaia. Era ora i grandi chirurghi e i medici si selezionano durante l'iter degli studi e poi si confrontano in sala operatoria, in corsia, non certo con un assurdo sbarramento iniziale con un test a crocette, ha detto il presidente della regione. In Veneto c'è una carenza di circa 3.500 medici. Anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, parla di scelta positiva. Tutto quello che arriva dal punto di vista normativo che aiuti la maggior presenza appunto sia nel percorso formativo di base, parliamo di laurea per quanto riguarda i medici, sia nel percorso appunto di specialistico, quindi della specialità, tutto quello che arriva per aumentare il numero di professionisti che possono essere poi riversati nel sistema sanitario regionale, per noi è assolutamente importante. Anche perché la Giunta regionale ha approvato il nuovo piano di abbattimento delle liste d'attesa nella sanità, che dovrà essere discusso in quinta commissione. In Veneto le prestazioni in attesa superano le 20.000, visite serali nei fine settimana, l'overbooking sono solo alcuni aspetti del nuovo piano. Avremo bisogno di più specialisti, avremo bisogno, ecco, il tema è soprattutto quello della avere specialisti al bisogno. Per il resto, insomma, la tecnologia c'è, va usata direi nelle 24 ore. Contrario invece allo stop del numero chiuso di medicina, l'ordine dei medici. Questa non è assolutamente una norma di buon senso. Eliminare il numero chiuso significa che fra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro come medici, produrremo solo disoccupati, ha detto il presidente nazionale Filippo Anelli.